Un sistema centralizzato in grado di fornire i farmaci chemioterapici per i pazienti di 4 aziende sanitarie venete, un robot di ultima generazione in grado di dosare in maniera precisa ogni singolo componente dell'antiblastico. Questa è la rivoluzione dell'ospedale di Castelfranco, il primo caso in Italia. Station Onco, questo è il nome del macchinario, preparerà ogni giorno 200 flacconi sigillati in un contenitore sterile da inviare a tutta l'ULS 8 di Asolo, la 7 di Pieve di Soligo, l'ULS 1 di Belluno e la 2 di Feltre. Questi farmaci saranno indirizzati ai pazienti malati di tumore che sono in chemioterapia. Il volume di farmaci antiblastici che verranno allestiti con questa apparecchiatura sull'ordine di grandezza di 7 milioni e mezzo di euro per anno e circa 50.000 allestimenti. Un volume rilevante e un gran risparmio per le ULS. L'investimento è di 500.000 euro, 450 per l'apparecchiatura e 50.000 euro per allestire e preparare i locali. Naturalmente sarà una macchina che andrà in parallelo anche con il sistema semiautomatizzato che comunque viaggia con le stesse caratteristiche di base e quindi con la sovrapponibilità per quanto riguarda la sicurezza del preparato finale. Un metodo per garantire la sicurezza dell'operatore che prepara il farmaco, una macchina in grado di lavorare con estrema precisione e garantire che il preparato sia perfettamente dosato. Questi sono farmaci che non ammettono range di errore, per cui queste macchine che ci obbligano a fare pesate precise fino alla quarta cifra decimale ci consentono anche di dormire tranquilli e di dare un preparato sicuro al paziente.